Mi scusi, ma perché non posso entrare? Sai, qua gli africani questa sera in questo locale non entrano. Tant'è che il cliente è quasi scoppiato a ridere perché pensava fosse uno scherzo, ovviamente, la classica battuta, magari fuori luogo, però una battuta fatta dal buttafuori, tant'è che anche gli altri amici che erano lì con lui sono scoppiati a ridere pensando fosse una presa in giro. Il racconto incredulo di un ragazzo che mai avrebbe pensato di trovarsi in una situazione del genere rivive nelle parole di Barnaba Busatto, praticante avvocato abilitato al patrocinio che ha raccolto la denuncia di Pietro Braga, fresco maggiorenne adottato 10 anni fa da una famiglia di Adria e di quella che al Caio Blanco di Sottomarina doveva essere una serata di divertimento. La sua carta d'identità non l'hanno proprio neanche guardata. Loro non hanno neanche verificato se lui era maggiorenne, perché quando lui ha esibito la carta d'identità, il buttafuori l'ha rifiutata, cioè non ha neanche voluto vederla, ha detto a me non interessa vedere la tua carta d'identità, tu qua non entri. Con un tono anche abbastanza deciso e minaccioso, il buttafuori gli ha intimato di non avanzare perché non era persona gradita all'interno del locale, perché appunto gli africani non potevano entrare. La questura ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni anche per alcuni episodi di violenza. Il gestore del Caio Blanco nega di aver mai dato disposizioni del genere al proprio personale, peraltro formato anche da cittadini africani. Ma la vicenda avrà un seguito in tribunale, anche e soprattutto, spiega il legale, per una questione di principio. Non è reato di per sé lasciare fuori una persona per motivi razziali, perché appunto non esiste in Italia in questo momento, c'è un vuoto normativo a mio parere per quanto riguarda condotte di questo tipo, quindi costituisce semplicemente una circostanza aggravante che eventualmente si può aggrappare ad un reato base. Noi infatti poi il giorno successivo abbiamo formalizzato una denuncia querela che vede come ipotesi di reato violenza privata.